Potrebbe essere la partita dell'anno, quella che domani la Pro Favara gioca tra le mura amiche con la città di Gela. È la terzultima partita del campionato e gli uomini di mister Catalano devono colmare il gap con la seconda in classifica, quei 10 punti che non le permettono di disputare i play-off. Dopo una stagione brillante come quella della Pro Favara sarebbe veramente uno smacco impensabile per tutta la città. La città di Gela è sicuramente una squadra ostica, sta lottando per uscire fuori dal pantano dei play-out ed è per questo che verrà a Favara con tutte le intenzioni di fare risultato. Di contro sicuramente la Pro Favara deve ottenere i 3 punti, anche perché all'Esseneto si gioca la partita dell'anno anche per le 2 squadre che sono ai primi posti, ovvero Acragas ed Enna. Come al solito sabato mattina l'allenamento di rifinitura per dare le ultime indicazioni affinché domani scenda in campo la migliore formazione. Ma sentiamo il mister. Sì, ritorniamo in casa dopo un risultato positivo domenica a Castellammare, anche se ci aspettavamo qualcosina in più, però il periodo non è un periodo abbastanza positivo per noi e quindi dobbiamo ritrovarci, dobbiamo ricompattarci, anche perché domani c'è una partita difficile e dobbiamo fare il risultato a tutti i costi, perché dobbiamo dimezzare il vantaggio che hanno le prime 2 sulla terza e quindi per entrare poi nei playoff. Come ha affrontato l'allenamento settimanale? No, l'allenamento l'abbiamo affrontato come al solito, con grande serenità, abbiamo analizzato un po' tutto quello che è stato domenica, la partita di Castellammare, gli errori che abbiamo fatto, credo che abbiamo commesso 2 errori che potevamo evitare benissimo, i ragazzi lo sanno, siamo tutti consapevoli che questa è una partita fondamentale per noi e l'abbiamo preparata nel migliore dei modi. Fino a qualche settimana fa non si credeva di arrivare con l'acqua alla gola al finale campionato. Sì, vero, nessuno pensava dopo il campionato che abbiamo fatto di arrivare alle ultime 3 partite cercando di fare i punti per entrare nei playoff. È anche vero che secondo me dopo la sconfitta dell'Agragas mentalmente i ragazzi hanno mollato un po', perché siamo arrivati psicologicamente e mentalmente secondo me al massimo. Quella sconfitta secondo me brucia tanto, perché potevamo fare un campionato diverso, però il calcio è anche questo, quindi bisogna ripartire, lo stiamo facendo piano piano e credo che ormai abbiamo capito che bisogna fare punti importanti per arrivare nei playoff. Pro Favara che deve fare i punti, però anche il risultato delle avversarie potrebbe in un certo modo influenzare l'esito finale del campionato. Sì, questo è anche vero, che domani c'è una partita importante dove secondo me si decide il campionato, però credo che noi siamo padroni del nostro destino, perché a prescindere dal risultato che uscirà fuori da questo scontro diretto, credo che decidiamo noi se siamo in grado di poter fare playoff o no. Ho sentito e ho visto i suoi giocatori veramente carichi anche nella partitella di rifinitura, insomma in quelli che sono stati gli ultimi accorgimenti tecnici in preparazione alla partita di domani. Sono carichi insomma? No, la squadra è carica, la squadra sa l'importanza della partita di domani. Abbiamo una partita difficile, la giochiamo in casa e dobbiamo fare a tutti i costi quello che sappiamo fare meglio giocando a calcio e portare a casa 3 punti fondamentali per la classifica finale.